problema non è tanto non lei pagare le parli tasse. friulano, è bilingue. La Boldrini del Friuli. Sì, Presidente del Parlamento friulano. Presidente del Parlamento friulano. Sì, yeah. Gianni Sartor, che proprio è Presidente del Parlamento friulano, ecco, dove gli enti locali e preposti appunto arrivano, voi appunto come Parlamento friulano vi siete imposti di aiutare il prossimo, chi ne ha veramente appunto bisogno. E Sartor appunto sono arrivate a proposito delle prime belle notizie, no? Sì, noi vogliamo aiutare soprattutto la nostra gente, visto che qualcun altro che dovrebbe farlo magari si dimentica, no? Quindi avevo sollevato il caso di una signora con 2 figli che aveva dei problemi gravissimi ed era di San Giovanni a Natisone appunto. Poco prima di entrare qua, forse ha portato bene anche Telepordenone, ho avuto la bella notizia che domani inizierà a lavorare grazie all'interessamento della nostra piccola rete che abbiamo creato, che abbiamo intenzione di sviluppare ulteriormente. Domani ci troveremo per una riunione straordinaria appunto di Parlamento Furlan a Codroipo, e l'idea mia è quella di aprire il conto corrente e stabilire un regolamento per aiutare concretamente le persone in difficoltà, soprattutto i nostri friulani. Insomma. Ecco, Sartor, quante persone in difficoltà avete calcolato appunto a esserci, e soprattutto quante persone voi sarete anche disposti ad aiutare in base... Ma noi siamo convinti che questo risultato di oggi sia purtroppo una goccia nel mare, perché la situazione è estremamente grave e non si può pensare che parenti, nonni, genitori possano tirare avanti a lungo aiutando i figli, soprattutto i giovani disoccupati, perché alla fine anche i soldi finiscono, i risparmi finiscono. Purtroppo noi siamo, dico purtroppo, per fortuna noi siamo un popolo di risparmiatori e su questo ci stanno giocando in troppi, trascurando le difficoltà eccetera eccetera. Noi vogliamo aiutare quelli che riusciamo ad aiutare in base anche ai soldi che riusciremo, alle disponibilità economiche. Bene, ringraziamo quindi Gianni Sartor, che è il Presidente del Parlamento friulano. Andiamo a Udine.